Altra grande crisi in questo momento sul territorio è quella della Tirso, un'azienda del campo del tessile che è sicuramente un fiore all'occhiello delle produzioni italiane e che invece in modo assolutamente incomprensibile oggi rischia di perdere un presidio industriale importante. Siamo qui con alcune delle lavoratrici che ci spiegano, vorrei capire da Monica in particolare che cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, cosa vi aspettate dalla politica. Sì, come ha detto lei, noi eravamo un fiore all'occhiello dell'industria tessile e dal 19 di agosto dell'altro anno siamo in cassa integrazione. Eravamo 2 mesi in cassa integrazione ordinaria e poi si è trasformata in straordinaria e il nostro titolare ci ha detto che la fabbrica non riaprirà mai più. Cosa può fare oggi una città che in questo momento mostra la vicinanza a chi sta perdendo il lavoro? Qual è la pressione sull'imprenditore? Quali sono le prospettive potenziali? Le prospettive, noi abbiamo parlato più volte, abbiamo avuto degli incontri con la Regione, ci hanno promesso che stanno interpellando nuovi imprenditori, ci assicurano che comunque ci assumeranno tutti quanti, però noi siamo sempre in dubbio che purtroppo per l'età che abbiamo, perché l'età media dentro è di 52 anni e l'80% siamo donne, cioè abbiamo il terrore di non essere riassunte. Io parlo per me esattamente, sono 32 anni che lavoro in questa fabbrica e vedersi chiudere la fabbrica così è veramente un disastro. È come perdere la propria casa. Esatto. Noi abbiamo ho passato più gli anni della mia vita dentro in fabbrica che fuori. Avendo adesso 55 anni, io ho passato 32 anni in fabbrica. Credo che sia inaccettabile che in qualche modo da un giorno all'altro senza una motivazione plausibile. La motivazione che ci hanno detto in primis è il caro bollette. Poi abbiamo perso clienti, però il problema principale è il nostro imprenditore, non si sa esattamente quali manovre abbia fatto, perché gli unici innocenti siamo noi, le operaie della Tirso. Sicuramente chi non ha responsabilità e colpa è chi ha dedicato la propria vita lavorativa a quella fabbrica. Esatto. Grazie per la vostra testimonianza. Grazie a voi. Grazie.